Buonasera a tutte e a tutti, sono Rossana Martorelli, insegno archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Cagliari. Prima di iniziare desidero ringraziare gli organizzatori per avermi invitato, in particolare l'architetto Antonio Piras. Un ringraziamento anche al collega Giovanni Serrelli dell'Istituto di Storia per l'Europa Mediterranea, con il quale da un po' di tempo ci stiamo occupando delle donne giudicali, tra virgolette, ovvero di quelle figure femminili che hanno significato qualcosa nella storia dell'isola, in senso positivo o negativo. Lo scorso anno l'Associazione Amici del Romanico ha tenuto un ciclo di conferenze dedicato proprio alle donne del Medioevo sardo e a breve uscirà anche un piccolo volume per chi volesse approfondire l'argomento. E su Benedetta Delacon Massa, giudicessa del giudicato di Cagliari, in effetti ha pesato e pesa ancora un giudizio negativo della critica e della storia, in quanto a lei vengono attribuiti i primi passi verso la caduta del giudicato e il passaggio alla dominazione pisana. Ma chi era davvero Benedetta? Cosa fece durante il suo regno per meritarsi un giudizio così severo? O fu vittima dei suoi tempi? Cercheremo in questa breve chiacchierata di ripercorrere le tappe della sua vita e le azioni del suo governo attraverso le sia pur scarse testimonianze storiche, letterarie o monumentali. Non esistono ritratti coevi alla vita di Benedetta che ci permettano di conoscere la sua fisionomia. Il disegno che vedete nell'immagine è un'elaborazione moderna, realizzata nei primi anni del Novecento, e quindi è solo un'ipotesi basata sulla donna tipo del periodo medievale con il suo abbigliamento e la sua acconciatura. Si sa invece che era figlia di Guglielmo I Salusio IV di Lacon Massa, marchese di Massa e giudice cagliaritano, e di Adelasia, figlia del marchese Moroello Malaspina. Si stima che sia nata all'incirca nel 1194, primogenita rispetto alle due sorelle Agnese e Preziosa. La sua non lunga esistenza fu arricchita da ben 4 matrimoni. Nel 1214 sposò Barisone II di Arborea, che assunse poi il nome dinastico di Torquitorio IV. All'epoca delle guerre tra il Cagliaritano e l'Arborea era stato sconfitto e imprigionato dal padre di lei. L'unione aveva evidentemente anche dei risvolti politici e strategici. Da lui Benedetta ebbe un figlio, Guglielmo II, che più tardi avrebbe regnato nello stesso giudicato. Rimase poi vedova tra la primavera del 1217 e il 1218. Nel 1220 fu costretta a sposare Lamberto Visconti, di cui poi parleremo più avanti. Già marito di Elena di Gallura, aveva occupato il giudicato con la forza insieme al fratello Ubaldo. Il matrimonio fu poi annullato dal pontefice Onorio III. Anche in questo caso evidentemente si tratta di un matrimonio di comodo e fatto per ragioni politiche. Nonostante si fosse impegnata a non contrarre nuove nozze senza l'autorizzazione del Papa, secondo una delle clausole del nuovo patto stipulato con la Chiesa di Roma, Benedetta si unì in matrimonio, a quanto sembra però sempre in maniera legittima, prima con Enrico di Ceola, forse nel 1226, poi con Rinaldo de Glandis nel 1227, entrambi nobili pisani. Morto il padre, senza lasciare eredi maschi nel 1214, come primogenita ereditò il titolo giudicale. Ci racconta un testo redatto nel 1217, che è riportato nella slide che vedete qui, sia nella versione in latino sia con la traduzione italiana, che quando dopo il decesso del signore illustrissimo e uomo di grande fama, mio padre, Guglielmo Marchese di Massa e giudice cagliaritano, tutto il clero e l'intera popolazione si riunirono per confermare me alla guida del giudicato cagliaritano, come mi spettava secondo il diritto di successione ereditaria, ricevuto lo scettro regale, che è il segno della consacrazione del regno, dalle mani del venerabile padre e signore l'arcivescovo cagliaritano, con l'assenso e la presenza anche dei vescovi suffraganei e di tutti i nobili del giudicato cagliaritano, ho giurato. Qui è la giudicessa che parla, ricordando il momento della sua elezione alla presenza di una grande
di un numero elevato di persone, quindi una bella e grande cerimonia. E nel giudicato calaritano Benedetta risiedeva, in particolare in una piccola città che nei documenti a partire dalla metà dell'XI secolo viene indicata con diversi nomi: Villa Sante Cecilie, Villa Sante Gille, Villa Sante Ilie Oie, Villa Sante Ige, Villa Sante Ige Oie. Una pluralità di nomi che fa pensare forse al risultato di un'unione di diversi villaggi dove gli abitanti della vecchia Cagliari si erano trasferiti con i centri del potere. Come si dirà più avanti, la cittadella dei giudici venne poi rasa al suolo alla metà del 200, per cui oggi si procede per tentativi per cercare di individuare il luogo preciso della sua ubicazione e soprattutto la sua estensione. Gli studiosi però sono abbastanza concordi nel ritenere che una buona parte di essa fosse localizzata sulle sponde della laguna di Santa Gilla, fra l'attuale Viale Trieste e l'ex centrale Enel, dove ancora nell'Ottocento si vedevano alcuni resti, come riferiscono nei loro scritti Vittorio Angius e Giovanni Spano. L'archeologia ha offerto dati importanti grazie agli scavi che furono effettuati fra le vie Brenta e Simeto dalla parte della Soprintendenza Archeologica alla metà degli anni '80 del Novecento. Durante questi interventi sono state rimesse in luce evidenze che attestano una frequentazione dell'area dall'epoca fenicia fino all'età repubblicana, con una ripresa poi nel Medioevo. Resti di edifici in muratura e forse di una torre potrebbero proprio essere attribuiti alla cittadella dei giudici. Facendo i piloni di sostegno per la strada sopraelevata che conduce all'aeroporto di Elmas, furono viste alcune fosse profonde 1 metro e furono ritrovate colme di rifiuti alimentari e di frammenti di ceramica e di accumuli di terra. Nell'immagine a sinistra si vede proprio il momento dei lavori, quindi si può apprezzare la linea della ferrovia e poi la strada iniziata ma non ancora portata a completamento. Nella parte bassa dell'immagine si vedono proprio queste fosse con resti di strutture murarie dalle quali poi sono stati recuperati diversi oggetti. Sulla destra si vedono le ricostruzioni dei recipienti basate sui frammenti che sono stati ritrovati nell'occasione di questi scavi. È interessante notare che il proseguimento delle indagini archeologiche nel sito dell'antica Cagliari, effettuate negli ultimi 20 anni, come per esempio nell'area archeologica sotto la chiesa di Sant'Eulalia al quartiere della Marina, ha mostrato chiaramente che nello stesso periodo questa parte della città era un cumulo di macerie e di strati di terra, segno che le due zone hanno vissuto in 2 momenti diversi. Quando la cittadella giudicale era abitata, la sede dell'antica Cagliari era ormai abbandonata e non ancora ripristinata come avverrà poi sotto i Pisani. Queste scoperte vanno a confermare il trasferimento degli abitanti e dei centri di potere, come già ricordato, nella nuova cittadella. Alcuni atti documentari ci permettono di apprendere che la cittadella era dotata di un circuito murario che circondava l'abitato con fossati e porte. Non è escluso che essa si servisse di un piccolo approdo sulla laguna, tenendo presente che all'epoca la laguna era piuttosto un braccio di mare e dunque navigabile. Negli anni del potere di Benedetta doveva già esistere il Palatium Regni Cagliaritani che qualche anno dopo, nel 1236 e poi nel 1239, le fonti scritte ubicano a Cagliari in Villa Sante Cecilie. Nella cittadella risiedeva anche il vertice del potere ecclesiastico, ovvero l'arcivescovo, che abitava nel Palatium Venerabilis Patris apud Villam Sancte Cecilie. Questo palazzo aveva 2 piani, perché è noto che Benedetta firmò un documento in una sala situata al piano inferiore. Un altro protagonista degli anni del regno di Benedetta fu l'arcivescovo Rico, che sedette sul soglio episcopale dal 1183 al 1217. Il suo nome è menzionato in una iscrizione
trovata casualmente nel 1878 durante dei lavori effettuati nella Regia Fabbrica dei Tabacchi, in Viale Regina Margherita a Cagliari. Il Fiorelli, che pubblicò l'iscrizione, la definì una pregevole iscrizione medievale della fine del secolo XII, in cui è nominato il marchese Guglielmo di Massa con la data del 1190. Il testo, come vedete, è inciso su un blocco calcareo rettangolare, il nome di Ricus è sottolineato in giallo e riporta quanto segue. Nel nome di Dio, io, arcivescovo della diocesi di Cagliari, Rico, sotto il pontificato di Clemente III, che noi sappiamo è stato papa dal 1187 al 1191, fondatore di quest'opera, sotto il regno del giudice Guglielmo, marchese di Massa, nell'anno del Signore 1190, nel mese di gennaio. La lapide, dunque, celebra la fondazione, o forse costruzione, di un'opera, probabilmente di tipo religioso, quindi possiamo pensare a una chiesa o una monastero, avvenuta all'epoca del giudice Guglielmo, cioè il padre di Benedetta. Due sono le chiese principali nella cittadella dei giudici, secondo quanto ci riferiscono le fonti scritte, Santa Cecilia e Santa Maria de Cluso, entrambe dotate di un clero stabile. La scarsa precisione dei testi scritti, però, non ci permette ancora oggi di capire quale delle due fosse la principale sede religiosa, ovvero quale delle due fosse insignita della dignità di cattedrale e dunque ospitasse la residenza dell'arcivescovo. Non è improbabile però che il testo epigrafico che abbiamo appena visto celebri la costruzione della chiesa di Santa Maria de Cluso, perché si sa che nel 1212 essa fu inaugurata ufficialmente proprio dall'arcivescovo Rico. Questo è indicato in un inno liturgico riportato in una carta di un inventario di beni possedute dalle chiese di Santa Gilla o Cecilia, San Pietro e Santa Maria de Cluso, che è inserito in un codice conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. La chiesa che è riportata nell'immagine non è la raffigurazione della chiesa di Santa Maria di Cluso e di nessun'altra chiesa della cittadella di Santa Gilla, ma è una chiesa tipo del periodo medievale che si può ricostruire sulla base di tanti esempi, monumenti che ancora oggi sono conservati in Sardegna nel cosiddetto Romanico Sardo. Il codice a cui si faceva riferimento, conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, contiene appunto l'inventario, nel quale sono elencati numerosi beni conservati nelle tre chiese menzionate. Fra i beni si distinguono libri legati ai monaci degli ordini benedettini, vittorini, camaldolesi, testi da usare per le pratiche liturgiche e devozionali, opere dei padri della Chiesa destinate all'istruzione, che come sappiamo in tutta l'epoca antica e medievale era gestita da ecclesiastici, un abaco per far di conto, un lapidario per conoscere le qualità e le virtù delle pietre utili alla medicina. Inoltre sono menzionati paramenti liturgici, tovaglie d'altare, un rivestimento del baldacchino di Santa Maria de Cluso, suppelletti di metallo prezioso e un'icona della Vergine evidentemente esistente nella medesima chiesa che al culto mariano era intitolata. La chiesa dunque sembra essere molto ricca e doveva essere importante e ospitava sicuramente delle sepolture privilegiate di persone di rilievo, come nel caso di un tal Rinaldo, figlio di Russo, che nel 1256 lasciò scritto nel suo testamento di voler essere seppellito presso la chiesa di Santa Maria di Cluso. Della chiesa di Santa Cecilia invece si sa molto meno. Nel 1593 Giorgio Aleo scriveva di averne visto le rovine nella proprietà di un Talisca e lamentava il fatto che il proprietario, non avendo compreso l'importanza del rudere, ne vendeva le pietre. Nell'Ottocento il canonico Giovanni Spano la ubicava nell'area oltre la chiesa di San Paolo, oggi non più esistente, situata tra il borgo di Santa Vendrace e il Fangario, vicino al Palazzo dei Giudici che lui diceva ancora di vedere, e al vigneto Sepulveda, dove pochi anni prima era stato ritrovato un edificio absidato, che egli riteneva di identificare proprio con Santa Cecilia. Secondo l'autore,
Alcuni materiali scultorei che sarebbero appartenuti alla chiesa di Santa Cecilia vennero poi inglobati nella parete esterna del transetto sinistro della cattedrale attuale di Cagliari, nel quartiere di Castello, dove si vedono ancora oggi. Quindi con la demolizione e la distruzione della cittadella di Santa Igia e di tutti i suoi edifici, i frammenti scultorei sarebbero stati trafugati e riutilizzati nella nuova chiesa, nella nuova cattedrale che i pisani fecero costruire alla metà del XIII secolo sul Colle di Castello. Una pianta disegnata nel 1822 per la gestione degli appalti di pesca in tutta l'area lagunare, che è stata di recente riportata all'attenzione da Maili Serra, rappresenta la chiesa di Santa Gilla, che è indicata dal puntino giallo, e che è identificabile grazie alla scritta sulla pianta stessa. Essa sarebbe situata sull'estremità occidentale della lingua di terra davanti all'isolotto di San Simone. Questa testimonianza è molto importante proprio perché non si conosce l'ubicazione della chiesa. La chiesa di San Pietro de Portu, che forse si trovava fuori dal circuito urbano ma faceva certamente parte integrante della vita di Santa Gilla, è l'unica ancora oggi superstite. Con il nome di San Pietro dei Pescatori si trova adiacente a Viale Trieste, non visibile dalla strada, ma accessibile da una stradina dietro ad un centro commerciale. Esistevano molti altri edifici, stando alla testimonianza delle fonti, come San Simone a Sailletta, di fronte alla cittadella, che oggi vediamo in una fisionomia assunta qualche secolo dopo, enti per l'assistenza medica allora affidata ai religiosi, come gli ospedali di San Lazzaro, la cui ubicazione non è nota, e di San Leonardo di Bagnaria, che si trovava dove oggi è la chiesa di Sant'Agostino Nuovo alla Marina. Alla cura dei monaci benedettini riformati provenienti dal convento di San Vittore di Marsiglia venne affidata quest'ultima a San Leonardo di Bagnaria, insieme alla chiesa di Santa Lucia de Civita, situata sempre nel quartiere della Marina, di cui nella foto si vede quanto oggi rimane dopo le distruzioni che sono avvenute fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. La pianta e la struttura che noi vediamo oggi, sia pure in rudere, è in realtà quella assunta dalla chiesa a partire del Cinquecento, ma sicuramente al di sotto rimangono i resti della chiesa del periodo a cui ci riferiamo. E il toponimo De Civita, dato alla chiesa di Santa Lucia, si trova anche nelle fonti scritte in riferimento ad una chiesa di San Salvatore, di cui non si sa nulla, non si conosce l'ubicazione e di cui si è perso il ricordo anche nei documenti a partire dai primi anni del 200. Tutte però si trovavano nel quartiere della Marina, dove un tempo era stata la città di Cagliari, e quindi in questo periodo, quando abbiamo già detto vive la cittadella giudicale e questa zona è abbandonata, sopravvivono proprio questi piccoli edifici religiosi che diventano sedi di altrettanto piccole comunità monastiche sotto la giurisdizione dei monaci vittorini, che eleggono come sede del loro priorato la chiesa di San Saturnino. La basilica di San Saturnino, di antiche origini, era legata al culto del martire locale per eccellenza, Saturnino, assai venerato anche dai monaci vittorini e dai giudici. E si trattava quindi di un luogo molto importante dal punto di vista proprio anche emblematico della vita cagliaritana. Piccola e forse non particolarmente ricca, come sostengono alcuni studiosi, la villa Santa Gilla, Cecilia, Igia e Odia, come si conviene ad una sede di potere, ospitava personaggi importanti. Un documento conservato a Pisa, ma stipulato nel giudicato cagliaritano nel 1212, fa riferimento ad una domus di Mariano Piccini con un porticato, un segno evidentemente di una struttura residenziale di un certo livello sociale. E ancora, nella villa di Santa Igia,
abitava Agnese, sorella di Benedetta. La giudicessa, durante il suo regno, elargì numerose donazioni, come era prassi del tempo, per esempio in favore della chiesa di San Giorgio di Suelli. San Giorgio è una figura molto nota nel periodo medievale. La leggenda Sanctissimi Georgi Presuli Suellensis, nota da un manoscritto del XV secolo, custodito nell'archivio arcivescovile di Cagliari, a sua volta copia di un originale più antico perduto, racconta la sua vicenda. Nato nella provincia della regione cagliaritana, forse nella stessa Cagliari, e vissuto negli ultimi anni dell'XI secolo e i primi del XII, proveniva da due genitori, Lucifero e Venza, che erano servi di una donna aristocratica di nome Greca. Ella si era affezionata molto al ragazzo, tanto che gli fece studiare latino e greco, iuxta morem gentis sue, cioè secondo le abitudini della classe colta che in quel periodo utilizzava il bilinguismo. La dinastia dei giudici di Cagliari era tradizionalmente devota al santo, perché si diceva che avesse guarito il giudice Torchitorio I affetto da una possessione demoniaca, ed egli per riconoscenza gli aveva donato la villa di Suelli. Quando era ancora giovane Giorgio fu nominato vescovo di questa villa, sede della nuova diocesi delle Barbarie al centro della Sardegna, e qui svolse un'intensa attività pastorale, operando anche molti miracoli. Si ritiene che sia morto il 23 aprile, probabilmente ai primi decenni del XII secolo. Fu sepolto a Suelli nella sua chiesa, in un ambiente attiguo alla cattedrale attuale, dove sono stati condotti di recente degli scavi archeologici. Alla chiesa di Sant'Antioco la coppia giudicale confermò e ampliò le precedenti donazioni di terre e poderi. Sulci, antico nome di Sant'Antioco, era sede di una diocesi molto importante e molto antica, legata ad un culto altrettanto antico. I giudici, fin dall'inizio del proprio governo sull'isola, potenziarono la devozione per le figure, per così dire, indigene, nell'ottica di definire e costruire un'identità locale dopo tanti secoli di dominazioni straniere. Per Antioco esisteva una venerazione profonda, attestata da un'epigrafe datata fra il VI e l'VIII secolo, che oggi è conservata nella cattedrale di Iglesias. L'epigrafe menziona il Corpus Beati Antioci, come si vede sottolineato in giallo, e forse a sua volta aveva copiato su una lastra di pietra il testo originariamente invece scritto in mosaico e messo in una chiesa che si ritiene esistesse nel V secolo, ma di cui non si hanno più tracce monumentali. Oggi, come si diceva, l'epigrafe è conservata alla cattedrale di Iglesias, ma originariamente era situata all'interno della catacomba, nell'ambiente all'interno del Circolo Rosso, la cosiddetta cripta storica, che ha conservato questa lastra per molti secoli. Ancora agli inizi del Seicento essa si trovava al suo posto e fu un po' la guida, la spia per coloro che in quel periodo fecero gli scavi all'interno della catacomba alla ricerca del corpo del santo. Tornando a Benedetta, ben presto divennero più difficili i rapporti fra i giudici cagliaritani e i pisani. Questi ultimi, fin dal 1212, avevano un districtus a Cagliari, ovvero un punto di appoggio per svolgere le attività commerciali. Non dimentichiamo che in quel periodo Pisa era una delle 4 repubbliche marinare che si può dire gestivano l'economia del Mediterraneo occidentale e in parte orientale, pensiamo a Venezia. Nel 1215 Lamberto Visconti, che diventerà appunto poi il secondo marito di Benedetta, allora console di Pisa, sbarcava a Cagliari con un grosso contingente di soldati e, approfittando della debolezza dei due coniugi regnanti, cioè Benedetta e il suo primo marito Barisone, in breve tempo creò le condizioni favorevoli affinché i pisani prendessero il sopravvento. Poco dopo la sua elezione, nel 1215, Benedetta, insieme al marito, al quale dal momento del matrimonio aveva comunicato anche i diritti sovrani, aveva prestato omaggio alla Chiesa di Roma,
riconoscendo i diritti della Santa Sede sulla Sardegna e sul suo giudicato. Facendo giuramento tramite il vescovo Rico, si era impegnata a regnum caralitanum non alienare, cioè a non cedere mediante vendita o donazione il regno di Cagliari, e castellum aliquo titulo non donare, e a non donare il castello ad alcun titolo. Tutto questo senza il consenso dei maggiorenti. Nel 1217 però Benedetta inviava una supplica disperata al Papa Onorio III, con la quale raccontava al pontefice che, costretta da promesse lusinghe, ma anche con minacce e violenze, dal console Pisano giunto nell'isola, cum multis sibi sequacibus nobilibus, cioè accompagnato da molti nobili, aveva giurato fedeltà al comune di Pisa, senza alcuna autorizzazione dei maggiorenti, e aveva donato il colle con le sue pertinenze ai suddetti pisani, sul quale poi essi avevano edificato un insediamento fortificato a danno non solo di quella terra ma di tutta la Sardegna. Dopo questa azione iniziò un periodo molto brutto per la giudicessa, che dovette lottare per recuperare il potere, cercando il sostegno della Chiesa di Roma, che non vedeva certo di buon occhio questa presenza pisana nel sud della Sardegna, e di alcuni nobili. Fu un periodo molto travagliato, in cui la giudicessa fu anche in esilio, poi tornò nella città, e quindi sicuramente un periodo non facile anche per la cittadella in cui stava. Il 3 dicembre 1224 un documento ci informa che la giudicessa rinnovò da sola al legato del Papa Onorio III in Sardegna, Goffredo, il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, con la promessa che in mancanza di eredi il giudicato sarebbe passato alla Santa Sede. Ancora nel 1227 Benedetta è definita Donnicella dei Grazia Domina et Iudicissa Cagliari, H. Marchio Dionisa Massa. Quindi di nuovo la troviamo come giudicessa di Cagliari. Si tratta però dell'ultima apparizione, perché Benedetta fu poi mandata a Massa, dove possedeva le proprietà ereditate dal padre e dove morì tra la fine del 1232 e i primissimi giorni del 1233, perché in febbraio del 1233 siamo informati dai documenti che il Papa Gregorio IX disponeva già delle proprietà testamentarie della giudicessa. Nel 1232 la sorella Agnese, che era andata in sposa giovanissima al dodicello Mariano, figlio del giudice di Torres Comita I, succeduto al padre nel 1218, rimasta vedova, abbandonò il nord della Sardegna e sposò il conte Raniere di Bolgheri Gherardesca, stabilendosi per un certo periodo nel giudicato di Cagliari. Abbiamo visto che aveva una casa all'interno della villa di Santa Igia. Succedette alla sorella dopo la sua morte, probabilmente come tutrice del nipote Guglielmo II, che al raggiungimento della maggiore età, nel 1239, tenne il giudicato fino al 1254. Il grande errore della cessione del colle ai pisani non è stato mai perdonato alla giudicessa, ritenuto un aprire la porta alla dominazione pisana nel Cagliaritano. La nuova città pisana dominava dall'alto la cittadella sulla laguna e circa un ventennio dopo la morte di Benedetta i pisani l'attaccarono, danneggiandola pesantemente, fino quasi a raderla al suolo, ma soprattutto segnando la fine del giudicato di Cagliari passato alle aristocrazie pisane. La storia non è stata clemente con Benedetta, neanche gli storici, che hanno tramandato l'idea di una figura di regnante debole non all'altezza del ruolo ricoperto. Prima donna ad aver detenuto lo scettro di giudicessa, Benedetta, come spesso accadeva nelle successioni dinastiche, si trovò abbastanza giovane a gestire situazioni complicate in uno scenario mediterraneo di rapido mutamento degli equilibri politici come fu il 200. Certamente compì azioni avventate, ma che forse non potevano essere evitate davanti a personalità più forti, che invece potevano avvalersi di un potere politico ed economico certamente più influente. Possiamo oggi forse essere più clementi con Benedetta, dandole almeno l'attenuante di essere stata una vittima dei tempi,
e di non aver potuto evitare l'inevitabile. Grazie per l'attenzione.